Oh. Questi ragazzi stanno facendo un po' di inglese. What's your name? My name is Flavio. I present the English corner. We made some posters and that are about the typical tea in England. We drank every day at 5 p.m. With biscuits, chocolate and apple pie. Cosa fanno i ragazzi in questo angolo dell'inglese? È per potenziare la cultura inglese, quelle che fanno tipo English Tea Time, poi quelle che possono vedere in Inghilterra. È un modo anche di conversare, parlare. Avvicinare gli alunni, gli studenti quindi alla cultura britannica. Abbiamo allestito l'angolo di inglese, di English Corner, abbiamo creato dei posters che riguardano dei British icons e abbiamo cercato di coinvolgere al massimo questi nostri studenti. E come rispondono? Bene. Very well. I ragazzi sono entusiasti di conversare, di dialogare con l'insegnante anche tra di loro, cercare di parlare il più possibile in inglese. E ci riescono? E riescono benissimo. Non solo inglese ma anche francese all'Istituto Brancati. Esatto, studiano anche la lingua francese e quindi i ragazzi sono stati coinvolti in alcune attività che riguardano le caratteristiche tipiche della Francia. Hanno preparato anche delle crêpe, abbiamo studiato l'alimentazione francese. Un classico piatto francese sono le crêpe. Le hanno preparate loro stesse, le hanno portate, hanno scritto anche gli ingredienti delle crêpe, poi hanno preparato anche uno studio della Francia da un punto di vista geografico, tra l'altro è una materia trasversale questo perché lo fanno anche di geografia, quindi hanno rappresentato la Francia con tutte le località tipiche, hanno fatto un lavoro anche su Parigi e i suoi monumenti, perché Parigi è una delle città più visitate al mondo ed è bello sapere andando in Francia cosa c'è da vedere, quindi il cartellone su Parigi, e hanno studiato anche i simboli della Francia, tutti inquadrati dentro un esagono che richiama la forma della Francia. Ecco qua i simboli, e visto che è il periodo natalizio hanno preparato anche dei biglietti di Natale con i classici auguri.
quindi qua sono esposti tutti i biglietti ai ragazzi, e hanno preparato anche dei segnalibro sempre sul tema natalizio, che potrebbero essere distribuiti sotto forma di auguri. E questo, i nostri ragazzi sono molto entusiasti, sono bravi, sono abbastanza coinvolti. Il francese è una lingua, diciamo, molto simile ai neolatine, quindi i ragazzi hanno l'impressione di capire subito tutto, e poi attraverso il dialogo, attraverso l'esercitazione, insomma, si sciolgono nella conversazione. Beh, e vediamo allora di scoprire quali sono questi ingredienti della crêpe. Les ingrédients de crêpes sont 250 g de farine, 4 d'œufs, 1 demi-litre de latte, une pincée de sel et 50 g de beurre fondu. Ma gli inglesi cosa mangiano di più? They eat biscuits, apple pie, that it's made of 2055 grams of flour, 1/2 teaspoon of salt, 140 grams of butter, 6 teaspoons of cold water, and for the filling there are 3 large apples, 50 grams of sugar, and 1 teaspoon of cinnamon. The preparation time is 30 minutes and the cooking time is 20 minutes. And in English, the apple pie is usually eaten with custard. It's a sort of Italian English cream, but it's similar to Italian lemon cream, but we eat it hot. Professoressa, la becchiamo così, la insegna matematica, ma quanto piace la matematica ai ragazzi? Molti ragazzi piace tantissimo. Diciamo di sì, dai, se sono motivati, poi piano piano apprezzano anche la disciplina. E i risultati dei suoi ragazzi? Dei miei ragazzi sono, si sa, quelli che studiano hanno risultati positivi, altri un po' meno, però se c'è la buona volontà riescono ad avere buoni risultati, un po' tutti.
Ascoli o Verga? Verga. Verga. Allora, se dovesse suggerire qualcosa ai ragazzi a cui l'italiano non piace tanto, lei insegna italiano, cosa consiglierebbe? Verga è sicuramente un autore nostro conterraneo che ha fatto una lucida analisi della realtà siciliana del 1800 che i ragazzi di oggi sconoscono, e quindi è un modo per fargli comprendere la fortuna che hanno a poter studiare, a poter avere quegli strumenti che li possono fare andare avanti nella vita. Io proporrei Verga per questo. Tra i docenti dell'Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati di Favara anche Ernesto Giraci, che è presidente nazionale dell'associazione Misos, che si occupa di inclusione delle scuole. Quest'anno stiamo già cercando, già con i corsi di formazione rivolti ai docenti per quanto riguarda quella che è l'inclusione, cercheremo anche di organizzare dei progetti inclusivi a livello di contesto classe, di alunni, proprio per far sì che l'Istituto Brancati sia protagonista in quella che è l'inclusione fra pari, fra compagni, e cercheremo anche di collaborare con diversi progetti con l'Archivio di Stato di Agrigento in dei percorsi multisensoriali. Quello che vogliamo creare è una scuola inclusiva, una scuola dove la diversità diventa una ricchezza per tutti. Preside Broccia, la sua scuola, l'Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati, sempre avanti con i ragazzi. Sì, l'Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati è sempre avanti, ha ben 5 plessi dove ospita alunni dei 3 ordini di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Ha una forte identità l'Istituto Brancati nel territorio, un'identità che continuiamo negli anni a mantenere, anche se naturalmente ci innoviamo e arricchiamo di anno in anno. Un'identità forte perché quella che è la vision della nostra scuola è una scuola che sia aperta al territorio, una scuola di vita, di relazioni e di apprendimento, e quindi per garantire quello che è il successo formativo di tutti gli alunni, nessuno escluso, alunni quindi che hanno la possibilità di acquisire quelle competenze necessarie per realizzarsi, per realizzare le loro aspirazioni, i loro interessi, e anche per inserirsi in modo attivo e consapevole nella società e dare il proprio contributo. Una scuola di inclusione. Entrando nella nostra scuola, lo dicono tanti genitori che sono venuti e mi fa enormemente piacere, si respira aria di serenità. Tutti i bambini, i ragazzi vengono a scuola veramente con entusiasmo e si impegnano tanto. E poi c'è un'offerta formativa molto ricca, basta aprire il nostro sito, andare nel nostro sito e vedere il piano dell'offerta formativa. Ogni anno ci sono sempre nuove attività. La nostra è una scuola di indirizzo musicale da tantissimi anni, è anche una scuola di indirizzo sportivo ed è sempre all'avanguardia anche per quanto riguarda le competenze digitali, non solo per quanto riguarda il personale della scuola ma anche per i ragazzi. Apriamo la scuola anche oltre l'orario scolastico, nel pomeriggio e anche nelle giornate di sabato, proprio per arricchire quella che è la nostra offerta formativa. Quindi quello che mi sento di dire è di venire a trovarci, a visitare i locali della scuola, a conoscere i nostri docenti. Sono docenti che lavorano veramente, lo dico veramente con gioia. Si è creata una bella squadra dove ognuno porta il suo contributo e si lavora veramente in armonia e con grande collaborazione devo dire anche da parte del personale ATA e dei genitori. Non c'è un'attività che portiamo avanti e non chiedo la collaborazione dei genitori che questi ne vengono meno, e quindi credo che sia la cosa importante proprio che ci sia questa grande collaborazione, questa intesa, perché assieme possiamo fare crescere bene i nostri ragazzi.